come popolo di Dio ci riuniamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un benvenuto, ecco, a tutti quanti, alle autorità civili, militari, ai volontari, a tutti voi, fratelli e sorelle, che oggi festeggiamo l'assunzione della Beata Vergine Maria in cielo, in anima e corpo, e la veneriamo anche come Madonna del Piave. Vogliamo mettere i nostri desideri nelle mani di Dio. Vogliamo che quella gioia che Dio ha seminato in noi nel giorno del nostro battesimo oggi assuma un sapore nuovo. Nel Vangelo ascolteremo Maria che in fretta prende e va dalla cugina Elisabetta. E allora il pensiero va subito alla giornata mondiale della gioventù che si è conclusa pochi giorni fa. E Papa Francesco si è fermato proprio su questa fretta della Vergine Maria di andare e condividere una gioia. Lo stesso vale per noi oggi, questa mattina. Vogliamo anzitutto presentare al Signore le nostre fragilità, non dobbiamo nasconderle. Le presentiamo però fiduciosi del suo perdono. Lo facciamo ricorrendo all'aspersione con l'acqua benedetta che ricorda il giorno del nostro battesimo e il destino finale della vita di ognuno di noi. Invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore, per risorgere con Lui alla vita nuova. Ad ogni invocazione rispondiamo: purifica e benedici la tua Chiesa. Dio creatore che nell'acqua e nello Spirito tu hai dato forma e volto all'uomo e all'universo, benedici e santifica la tua Chiesa. Cristo, dal costato trafitto sulla croce, hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza, purifica e benedici la tua Chiesa. Spirito Santo, dal grembo battesimale della Chiesa ci hai fatto rinascere come nuove creature, purifica e benedici la tua Chiesa. O Dio che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, nel giorno memoriale della risurrezione e nell'assunzione della Beata Vergine Maria in anima e corpo, benedici il tuo popolo e ravviva in noi, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua nel battesimo. E insieme rendiamo gloria al Signore. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ha innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava 1/3 delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Risplende regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Il re è invaghito della tua bellezza, è lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono rappresentate nel palazzo del re. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia. Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Lode a Deo Cristo. La parola di Dio di questa solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria sembrano proiettarci verso le cose di lassù, verso la comunione con Dio, con i fratelli, verso una riconciliazione piena tra di noi, con il creato, verso un regno di luce, di gioia e di pace. Viene allora spontaneo riferimento al corpo dell'aeronautica. Ci vuole qualcuno che ci porti lassù, anche quando siamo ancora qua giù. In fondo è questo il desiderio di Dio, vivere da risorti già qui in terra senza aspettare di là. Vivere con una gioia interiore che non si basa sull'umore con cui alla mattina ci svegliamo, ma si tratta di vivere alla presenza di Dio tutti i giorni, tutti i momenti della nostra vita, non con paura del suo giudizio, ma come un potente alleato. Questo vuol dire essere cristiani, questo vuol dire essere credenti e ovviamente anche praticanti, perché uno che dice credente ma non praticante significa dire, per esempio agli sposi, penso a una coppia, dire di amare, ma non mettere in atto nessun segno di questo amore. È una contraddizione. Allora questa festa si inserisce a pochi giorni da un evento che ha coinvolto più di 1.500.000 giovani a Lisbona. E parlo della Giornata Mondiale della Gioventù. Forse qualcuno ne ha sentito parlare, forse qualcuno ha seguito anche le dirette dei vari eventi. Papa Francesco
ci ha condotti per mano, come è il suo stile, molto semplice e diretto. Ha parlato al cuore di noi giovani, ha parlato al cuore di quei giovani che sono smarriti, che non trovano la loro strada, che non trovano magari la loro vocazione o il loro lavoro. Ha parlato di una gioia che mette fretta, proprio come Maria abbiamo ascoltato nel Vangelo. Piena di gioia prende e va dalla cugina Elisabetta. In portoghese si dice apressada, di pressa, di fretta, come di un sentimento che non possiamo trattenere per noi, ma dobbiamo prendere e andare e comunicarlo a qualcuno. Un po' come penso le nonne, le donne quando diventano nonne. Allora fioccano i fiocchi nelle case e si cerca di diffondere nel più breve tempo possibile una grande notizia. Ci domandiamo, vale lo stesso per la nostra fede? Allora qualche sorriso sparisce e le nostre facce diventano serie. Forse no. Forse come cristiani dobbiamo recuperare quella gioia interiore, non autoprodotta, non che dipenda dall'umore della giornata, ma dipenda dal nostro incontro con Dio. Dipenda da una roccia, dipenda dalla fedeltà di Dio per noi. Allora, pensando alla gioia che genera una fretta, proviamo a fermarci un attimo e pensare a quelle gioie gratuite che abbiamo provato, a quei momenti di bene, a quei gesti di bontà che gratuitamente abbiamo ricevuto senza nostro merito, a quei momenti in cui abbiamo versato qualche lacrima di gioia. Pensiamoci un attimo, perché questa Eucaristia ha anche questa funzione: ricordare, far memoria delle meraviglie, delle grandi cose che Dio ha fatto per noi. E dentro questa gioia ci sono anche le nostre azioni, non solo il bene gratuitamente ricevuto, ma anche quello che, vincendo pigrizie, timidezze, paure, abbiamo fatto verso gli altri. Maria ha ricevuto dall'angelo Gabriele l'annuncio che diventerà madre, ma non ha ricevuto l'ordine di andare da Elisabetta. Questo l'ha fatto di sua spontanea volontà. Ha ascoltato il suo cuore che gli diceva: questa gioia va condivisa. Allora anche qui pensiamo a quei momenti in cui noi abbiamo preso l'iniziativa, abbiamo preso il telefono, abbiamo fatto una telefonata a quella persona che era da anni che non la chiamavamo. Siamo andati a trovare un anziano, abbiamo fatto qualche opera di misericordia così, per una nostra intuizione. Ecco, anche per questo il Signore va ringraziato, perché ci ha aiutato a vincere noi stessi, a vincere timidezze di vario tipo, ad essere missionari. E qui allora arriva il secondo passaggio, la fretta. Dobbiamo però distinguere, e il Papa a Lisbona ci ha aiutato a distinguere la fretta buona da quella cattiva. Quante volte nelle nostre labbra diciamo: non posso restare, vado di fretta. Quante volte diciamo: non ho tempo. Quante volte facciamo le cose di fretta perché la nostra agenda è piena, perché non sappiamo dire di no, perché vogliamo fare tutto. Ecco, questa è la fretta cattiva che mette ansia, che ci fa ammalare. Sapete che anche il nostro corpo, ecco, ci dà dei segnali. Il nostro corpo all'inizio sussurra, poi parla, poi si ammala. Allora, se c'è una fretta cattiva vuol dire che c'è una fretta buona. Ed è proprio quella di Maria, prende e va.
al tempo in cui Maria ha vissuto, scendere da Nazareth, o meglio, salire da Nazareth a Gerusalemme, vuol dire farsi 2 giorni di cammino in un deserto. Immaginate Maria incinta a fare questo da sola. Che coraggio! Ecco, è un coraggio che chiediamo anche per noi. È un coraggio che chiediamo per la nostra società, per la nostra Chiesa in questo tempo di sinodo diocesano. È un coraggio quello di fare delle scelte anche impopolari che non sono più procrastinabili. Non dobbiamo aspettare tempi migliori. I tempi migliori sono questi. È il presente che viviamo. C'è una fretta buona allora che dobbiamo, verso la quale dobbiamo diventare familiari. La fretta, per esempio, di andare a confessarsi. Quando qualcuno ci invita alla confessione, diciamo domani, quando me la sentirò. La stessa cosa vale per la comunione, un'altra volta, quando me la sento. La stessa cosa vale per trovarsi una guida spirituale. Non ne ho bisogno. Quando sarà? O la stessa cosa quando un parroco chiede, è ormai il momento, nuovi catechisti. L'anno prossimo, Don. L'anno prossimo. Oppure quando ormai c'è bisogno per qualcuno di noi di un momento di revisione di vita. Sono stato pochi giorni fa a fare il Cammino di Santiago con un gruppo di 20 giovani padovani, perché qui non ne ho trovato nessuno, allora mi sono rivolto a Padova e sono andato con un gruppo dell'Arcella. Abbiamo fatto il cammino portoghese, gli ultimi 123 chilometri, vuol dire 190.000 passi. Ed è stato proprio bello poter camminare lungo il solco della tradizione, avere quella sana fretta di arrivare e toccare la tomba dell'Apostolo Giacomo, perché questo è il senso del cammino. Un cammino che anticamente era penitenziale, ora è diventato turismo fondamentalmente, da mettere sui social per far vedere che ce l'abbiamo fatta. Ma questo non è l'obiettivo di un cammino di questo tipo. L'obiettivo è non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Avere quella sana fretta di prendere al volo l'occasione della salvezza. Un po' come Gesù per Zaccheo. Oggi devo fermarmi a casa tua, non domani. Oggi è il momento di essere in comunione con Dio. Oggi è il momento di chiedere perdono a Dio, non domani. Il domani avrà già le sue pene. Oggi è il momento di dire ho bisogno di essere accompagnato nella mia vita spirituale, non domani. Oggi. Allora questa festa ci invita ad andare di fretta, ma non quella fretta che conosciamo bene, la fretta ansiosa, la fretta che ci fa ingolfare di cose da fare, ma è quella fretta che è stata la stessa di Maria. Andò in fretta verso una regione montuosa, in una città di Giuda. E per una donna, Maria, non è stato facile, come per noi non lo sarà, ma forti della presenza del Signore, della presenza di Maria accanto a noi, dell'intercessione di San Giuseppe, nulla può fermarci, se lo vogliamo. Se lo vogliamo. Nulla può fermare la forza della fede, come quella ragazza che proprio durante la GRMG è guarita dalla cecità. Ne sentirete parlare quando verrà autenticato il miracolo.
nulla può fermare la forza della fede. Allora con questa certezza, con questa sicurezza, rinnoviamo in noi la gioia di essere cristiani, ma anche la fretta di dirlo, di viverlo, di gustarlo. Rinnoviamo la nostra fede rispondendo credo ad ogni invocazione. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Gesù Cristo, nostro Signore. Fratelli e sorelle, per mezzo di Cristo risorto, presentiamo al Padre la nostra supplica, ci affidiamo alla Madonna del Piave nella festa dell'Assunzione. Ripetiamo insieme. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per il Papa, i Vescovi e i sacerdoti, perché il Signore li benedica e non faccia mai mancare alla sua Chiesa pastori fedeli e santi. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per le autorità civili e militari, le rappresentanze delle forze armate, in particolare per il corpo dell'aeronautica, perché il Signore doni la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace, per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per i drammi di questo tempo, le guerre, l'aborto, la pandemia, le separazioni nelle coppie, la violenza tra i minorenni, i femminicidi, la crisi climatica, la siccità, il costo dell'energia, i morti sul lavoro. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per coloro che deturpano la santità del proprio corpo, apri una breccia nel loro cuore, fa percepire loro quanto sia grande il gesto che esprime un amore autentico e trasmette la vita. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per i nostri paesi di Caorera e Marziai, perché sull'esempio di Don Gaetano Tramet, che salvò la statua della Madonna del Piave, rinnovino la devozione e la preghiera alla Vergine Maria. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci. Conferma, o Padre, i nostri propositi di bene e benedici con la tua provvidenza questi tuoi figli che si affidano a te per intercessione di Maria Santissima. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E come il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore, Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è assunta in cielo segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia e immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie
perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Gottardo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Per partecipare alla comunione, ecco, saremo io e Don Sisto a distribuirla in questi 2 punti, e invito ad accostarsi alla comunione come ci invita la nostra Chiesa, la nostra Madre Chiesa. Una volta si diceva che bisognava confessarsi prima di ricevere la comunione. Rimane vero, ma la Chiesa, pur di far sì che tutti possano riceverla in maniera corporea attraverso il pane o in maniera spirituale attraverso la comunione spirituale, invita ad accostarsi lo stesso con il proposito di confessarsi quanto prima. Quindi vuol dire domani, questo sì. Ecco, invito davvero a non perdere questa occasione. È il Signore che si offre per noi. Ecco, non facciamo resistenza.
Passiamo ora alla benedizione delle corone. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione finale volevo ringraziare ancora le autorità civili e militari, in particolare il Corpo dell'Aeronautica, i volontari, la Proloco di Cabrera, coloro che hanno curato la logistica, le signore che hanno addobbato con i fiori l'altare, la chiesa e anche il luogo dove è deposta la statua della Madonna del Piave, e anche Valdo TV per la diretta streaming di questa celebrazione e la Proloco di Segusino. E ringrazio anche, penso che l'abbiate notato, Don Sisto, che ha concelebrato con noi. E anche la banda di Lentiai per l'accompagnamento musicale. Riceviamo la benedizione solenne di questo giorno di festa. Il Signore sia con voi. Ad ogni invocazione rispondiamo Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, come Madonna del Piave, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello Spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Andate in pace. Facciamo ora la preghiera dell'Aeronautica. Preghiera dell'aviatore. Dio di potenza e di gloria, che doni l'arcobaleno ai nostri cieli, noi saliamo nella tua luce per cantare col rombo dei nostri motori la tua gloria e la nostra passione. Noi siamo uomini, ma saliamo verso di te dimentichi del peso della nostra carne, purificati dei nostri peccati. Tu, Dio, dacci le ali delle aquile, lo sguardo delle aquile, l'artiglio delle aquile, per portare ovunque tu doni la luce, l'amore, la bandiera, la gloria d'Italia e di Roma. Fa nella pace dei nostri voli il volo più ardito. Fa nel conflitto dei nostri voli il volo... Fa nella guerra, nell'ardito della nostra forza la tua forza, o Signore, perché nessuna ombra sfiori la nostra terra, e sii con noi come noi siamo con te per sempre. Passiamo ora alle allocazioni delle autorità. Per primo diamo la parola a Cristia Corrà, vice sindaco e nonché padrone di casa qua della nostra comunità.
Porto i saluti dell'amministrazione comunale di Quero Vas alle autorità civili, militari, religiose e a tutti i presenti. Quest'anno si è deciso di dedicare la festa della Madonna del Piave all'Aeronautica Militare, che compie 100 anni dalla data di fondazione. Una forza armata che da sempre affascina per le imprese incredibili compiute in passato da pionieri dell'aviazione, che non sapevano bene neanche a cosa andavano incontro. Per l'evoluzione incredibile dei mezzi in grado di fare dei numeri pazzeschi e per lo studio continuo e costante per alzare sempre il limite. Adesso so che stanno studiando il volo suborbitale che consente degli spostamenti veramente rapidi da un posto all'altro del globo. Molti sono i caduti dell'aeronautica che oggi noi siamo qui ad onorare con questa ricorrenza. Anche noi abbiamo un pezzo importante della nostra aviazione nel nostro museo del Piave Vincenzo Colognese. Abbiamo la riproduzione volante e fedele dell'aereo dell'Asso degli Assi Francesco Baracca, con il cavallino rampante diventato un po' il simbolo della Ferrari. Realizzato da Zanardo su commissione del nostro comune e realizzato grazie ad un contributo importante della Regione Veneto, e vi invito a visitare. Il momento politico è sempre estremamente complesso, ancora una guerra all'interno del territorio europeo, con ripercussioni in tutta Europa ed anche oltre i confini europei. Un flusso di migranti che non sembra fermarsi mai, ne abbiamo due anche noi. Una transizione ecologica che tassello dopo tassello prende forma, ma che è estremamente difficile. E ricordiamoci che dobbiamo fare i conti con colossi come India e Cina, ma da qualche parte bisogna iniziare. Un'economia che va abbastanza bene ma che è anche fragile, un'inflazione galoppante che di certo non aiuta le famiglie. Una burocrazia, e lo dico con cognizione di causa, che ti fa passare la voglia di fare. Troppi paletti, troppi intoppi, un ginepraio di regole che servono a poco se non a creare tanti dubbi e incertezze su quello che si fa. E questa condizione, unita alla difficoltà di avere personale, rischia di far sfumare delle opportunità importanti per tutti noi. Bisogna fare i conti con quello che si ha. Inutile inventare sempre regole nuove per portare avanti nuove progettualità se non si hanno le capacità poi di sostenerle. Con questa consapevolezza i nostri comuni negli anni hanno saputo prima unirsi e poi fondersi, riuscendo ad ottenere dei contributi importanti e a mantenere un organico che permette, comunque a fatica, di fronteggiare tutte queste cose. Grazie alle maggiori entrate derivanti da unione e fusione, negli anni abbiamo generato un volano economico che si traduce in investimenti e servizi per il territorio, e faccio degli esempi concreti. Abbiamo preso per mano praticamente tutti gli edifici pubblici e li abbiamo resi più efficienti dal punto di vista energetico e sismico. Abbiamo fatto un piano asfalti negli ultimi 10 anni che credo sia visibile a tutti. Nel prossimo che abbiamo appena approvato abbiamo inserito anche il centro di Caorera. Abbiamo, e lo stiamo ancora facendo, sostituito gran parte dell'illuminazione pubblica con linee nuove e lampade più efficienti. Abbiamo in corso un paio di progettualità veramente importanti: la ciclabile, interamente finanziata dai fondi di Confini, ed il punto Fai a Quero, in parte finanziato dal PNRR. Questo contributo ci ha permesso di prendere ulteriori 844.000 euro da destinare alle attività produttive, artigianali, ricettive, agricole e alle associazioni. Stiamo investendo tanto sulla manutenzione del territorio, sempre grazie alle risorse aggiuntive che abbiamo, che ci permettono di avere una squadra operaia strutturata e con mezzi nuovi ed efficienti. Con un investimento importante, grazie all'aiuto della provincia del Ben Piave ed un accordo con la parrocchia, siamo riusciti a ristrutturare la canonica di Vasse e a tenere il presidio dei carabinieri sul territorio, e dopo un anno circa mi sembra che il bilancio sia positivo. Anche quest'anno le tariffe comunali IMU sono rimaste invariate, la TASI non è mai stata applicata grazie ai fondi della fusione e il nostro comune vale circa 100.000 euro. Cerchiamo di aiutare tutte le associazioni del territorio che offrono qualche servizio alla comunità con dei contributi che variano a seconda delle disponibilità di bilancio, ma che comunque aiutano ad affrontare meglio le spese ordinarie e straordinarie. Cerchiamo di tenere sempre ordinate le nostre zone artigianali, che accolgono centinaia di lavoratori e di imprenditori capaci, che rischiano ogni giorno in proprio e ci permettono di avere un reddito e di continuare a vivere e a investire nel nostro territorio. Quest'anno abbiamo intrapreso un altro progetto importante, che è la fusione con il comune di Alano di Piave. Ormai veniamo di un percorso insieme come unione dei comuni e abbiamo capito l'importanza di avere un comune un po' più strutturato e non frazionato, che guardi agli obiettivi e non ai campanili. Abbiamo capito l'importanza di avere risorse aggiuntive che, se gestite bene, generano altre risorse che si riversano sul territorio sotto forma di servizi e di investimenti. Maggioranza e minoranze stanno condividendo questo percorso. Adesso ad ottobre faremo un giro di incontri per spiegare la bontà del progetto e poi l'ultima parola spetta a voi cittadini il 29 e il 30 ottobre. Confidiamo in una risposta positiva ovviamente al nuovo comune di Sette Ville.
Spero che la Proloco di Caorera riesca ad intercettare i fondi del PNRR per una gestione professionale del Parco della Madonna del Piave qui sotto, come abbiamo fatto per Schievenin, perché l'area merita, è molto bella ed ha grandi potenzialità. Colgo l'occasione per ringraziare la Proloco di Caorera che rende possibile da sempre questa ricorrenza e ormai credetemi, organizzare una festa è una cosa epica. Ringrazio l'associazione Il Poiat che oggi ci offre il rinfresco presso la propria sede in piazza Marziai. Ringrazio tutti i volontari che hanno reso le piazze di Caorera e di Marziai così belle e accoglienti. Ringrazio la Filarmonica di Lentiai che ha lietato e dato solennità alla cerimonia. Ringrazio l'Aeronautica Militare. Ringrazio tutte le forze armate presenti. Ringrazio Don Gabriele e ringrazio Don Sisto, al quale mando un caro saluto. Ringrazio le autorità civili e grazie a tutti voi per la significativa presenza. Viva la pace, viva l'Italia e viva le forze armate. E adesso diamo la parola per un saluto a Corso Marilisa, assessore Borgo Valbelluna. Grazie. Buongiorno a tutti. Io oggi sono qui in rappresentanza del Comune di Borgo Valbelluna. Vi porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Questo per me è il 5º anno qui con voi e devo dire che è sempre estremamente emozionante. Non sono stati 5 anni facili probabilmente. Il Covid in partenza, una guerra alle porte dell'Europa successivamente. Abbiamo visto il problema delle immigrazioni, dei migranti prima dall'est, adesso dall'Africa, una crisi economica ed energetica e probabilmente ci stiamo rendendo conto oggi di quella che è la crisi climatica. Io in questi momenti porto solo un ringraziamento ai rappresentanti delle forze d'arma che sempre nei momenti difficili ci sono sembrati tanto vicini quanto ce ne dimentichiamo nei momenti facili. Quindi ecco, il mio ringraziamento a tutti voi che siete sempre presenti, anche se ogni tanto ci dimentichiamo, perché sono delle presenze discrete ma che sappiamo essere sempre con noi. Quindi grazie davvero e un augurio di buona festa dell'Assunzione a tutti. Grazie ancora. Adesso passiamo al vice sindaco di Cesio Maggiore, Martina Stack. Buongiorno a tutti, porgo i miei saluti dal comune di Cesio Maggiore che qui rappresento. Vedo tra il pubblico qualche cesiolino, questo significa proprio che il nostro fiume Piave ci unisce. Questo fiume che ne ha viste di tutti i colori, soprattutto nel periodo bellico, ma che oggi ci riunisce per un momento di gioia ed è la sensazione che da qualche anno, quando partecipo alla nostra celebrazione della Madonna del Piave, una gioia che sento nell'arrivare a Caorera. Mi congratulo infatti con questa comunità che sa rendere viva questa festa, ma anche il paese stesso, e lo rende anche popolare dal punto di vista gastronomico, che come dicevano prima i colleghi non è facile al giorno d'oggi. E proprio qui volevo collegarmi al discorso di Don Gabriele. Abbiamo bisogno che le comunità sappiano trovare della linfa vitale, quell'entusiasmo per sostenere la tradizione, un valore identitario che ci accomuna in tutto il mondo, diciamo, perché proprio qui vengono anche d'estate delle persone a ritrovare i parenti che hanno lasciato, e quindi una linfa vitale che deve essere di entusiasmo per i giovani. Abbiamo bisogno che questi ragazzi nella giornata ricca di impegni sappiano ritagliare e riconoscere quali sono i valori, quelli giusti da portare avanti, con dei ritagli di tempo che chi più avanti e con più esperienza può dare una mano a saper scegliere. Ecco, abbiamo bisogno quindi, e la speranza per tutte le nostre comunità è che queste nuove generazioni capiscano l'importanza di tutto questo e che ce le portino avanti nel tempo. Vi auguro una buona giornata e un buon Ferragosto. Grazie ancora. Adesso passiamo all'assessore provinciale, nonché sindaco dell'anno di Piave, Bogana Serenella.
Buongiorno a tutti, parlando per ultima senz'altro riprenderò alcuni concetti, alcuni pensieri che sono già stati fatti. Naturalmente mi associo ai ringraziamenti, l'assessore Corrà prima ha elencato tutti i partecipanti e a loro va un grazie veramente di cuore da parte del Comune di Alano di Piave, vicino di casa, e di Quero Vas, e dal Presidente della provincia, con i complimenti del Consiglio provinciale. Questa ricorrenza ormai ha travalicato quelli che sono i confini di Caorera e dei nostri comuni, perché è una cerimonia molto sentita ed è una cerimonia che accanto ad una significativa cerimonia religiosa unisce anche una cerimonia civile, quella di ricordare tutte le associazioni d'Arma, in modo particolare l'aeronautica. E vorrei ricordare il valore stoico della giornata di oggi sotto il sole per voi, per cui sarò anche breve, e il valore che avete sempre espresso nelle associazioni d'Arma, che aiutano le nostre comunità, che aiutano l'Italia e soprattutto ci danno quella libertà e quella pace di cui abbiamo bisogno in Italia, ma anche in giro per il mondo, perché il nostro esercito, le nostre forze sono rappresentative proprio di quei valori che abbiamo tutti quanti nel cuore. Io credo sia molto importante ricordare, è stato detto prima, il significato che avete per le nostre comunità, accanto a quelle del volontariato. Questa è una festa che senza volontariato non sarebbe possibile. Sono molti i volontari che si impegnano e io credo che questo sia il valore aggiunto, il valore che come amministrazione comunale prima, ma anche provinciale, noi dobbiamo assolutamente curare, essere vicini, organizzare una festa come questa. Qualsiasi cittadino normale si arrenderebbe di fronte a tutta la mole di documenti e carte che ci sono, e invece no, i nostri volontari sono da medaglia d'oro e a loro va tutto il ringraziamento, perché con queste feste rendono vivi i nostri paesi, ma soprattutto dimostrano quanto a cuore stiano le tradizioni e il fare festa e essere comunità di cui abbiamo bisogno. Di nuovo grazie a tutti e buon Ferragosto a tutti e grazie ancora. Ancora un grazie. Adesso passiamo al Presidente dell'Aeronautica, Mauro Viani. Ringrazio della promozione sul campo, ma non sono il Presidente, sono soltanto un membro dell'Associazione Arma Aeronautica. Comunque, a parte questo, diciamo che a nome dell'Associazione Arma Aeronautica porto un saluto profondo, sincero, per l'onore che abbiamo avuto di essere capofila di questa manifestazione. Soprattutto la sensibilità dimostrata dalla Proloco, dall'organizzazione, di farlo nel centenario della fondazione della nostra Arma, dell'Arma Aeronautica, la quale ha legami molto profondi con questo territorio. Vuoi per le vicende belliche che lo hanno caratterizzato, vuoi perché il fondatore dell'Arma Aeronautica, il maresciallo Italo Balbo, fu il primo militare, il primo soldato italiano ad entrare in Feltre il 31 ottobre del 1918 alla testa dei suoi arditi alpini. Lui era un ardito. Quindi diciamo che il legame risale a molti decenni fa. Poi a questi territori mi lega il mio accento tradisce la mia origine inconfondibilmente. Mi lega la mia
adolescenza e la mia prima giovinezza, io ho vissuto a Roma nel quartiere Prati, detto anche quartiere della Vittoria, dove via Asiago, via Monte Asolone, via Monte Zebio, via Col di Lana. Io ho fatto le scuole medie alla scuola media Col di Lana, in via Col di Lana. Via Col di Lana è dove sta il Teatro delle Vittorie, tutti quanti l'abbiamo conosciuto con Canzonissima. Bene, mai avrei immaginato che la vita mi avrebbe portato a vivere da queste parti e vedere che quei nomi delle vie avevano una corrispondenza estremamente fisica. Via Montegrappa. Mi ricordo una volta, ero sposato da poco, venne mio nonno a trovarmi, mio nonno e altri parenti, e salimmo al Sagrario del Montegrappa. Mio nonno aveva una memoria da elefante, si ricordava a distanza di 70 anni, si ricordava le strade che aveva percorso a piedi. Lui era stato artigliere di montagna e la commozione che ebbe e che si trasmise anche a me quando salimmo i gradini del Sagrario. Lui aveva le lacrime agli occhi e nel ricordo cominciano a venire anche a me. Chiedo scusa di questo fatto personale. Comunque rinnovo i miei ringraziamenti. Siamo stati onoratissimi, veramente onoratissimi di questo privilegio. Non ho altro da aggiungere, grazie. Adesso facciamo uno scambio di doni. È un'immagine della Madonna del Piave. Viene data in dono all'aeronautica. Grazie Walter, sei veramente un amico, grazie infinite. Grazie a tutti. Allora, prima di andare a Marseille per la cerimonia finale, c'è una premiazione per un signore qua della Proloco che viene premiato da Walter. Sì, vorrei premiare un nostro collaboratore che si è ritirato in pensione. Vogliamo dare pure un giusto riconoscimento a questo collaboratore che è ritirato in pensione definitivamente. Ido Indrietti, per 25 anni, cuoco presso le nostre cucine, sempre paziente e disponibile, ha trascorso intere giornate davanti ai fornelli, con impegno e professionalità, acquisita in tanti anni di lavoro in Italia e all'estero. Grazie al suo impegno abbiamo potuto valorizzare i nostri prodotti, proponendoli nei menù degli eventi che ci sono succeduti in questi anni. Fondatore della Proloco, da sempre socio insieme alla moglie Liliana, ha saputo far crescere la nostra associazione fino a portarla all'apprezzamento regionale. Onorati di averlo avuto con noi tutto questo tempo, consegniamo una targa con il nostro ringraziamento in ricordo del tempo trascorso insieme, a valorizzare i nostri prodotti, la gastronomia, gli usi, i costumi, la storia delle nostre borgate, come vuole lo spirito della Proloco. Grazie Ido. Ido? Ed era qua adesso.
Allora adesso ci trasferiamo tutti quanti a Marsiai per il termine di questa manifestazione. Grazie.